Il campionato d'eccellenza Girone A si arricchisce di un'altra squadra agrigentina. Si tratta del Casertermini del tecnico Pino Labianca, ripescata per l'esclusione di alcune squadre dell'intero girone siciliano. È la prima volta nella storia di Casertermini che la compagine della montagna approda nel massimo torneo dilettantistico isolano. L'organigramma del campionato d'eccellenza per la stagione 2020-2021 è stato approvato martedì scorso in occasione di una riunione federale che ha stabilito la data di inizio dei campionati da sabato 19 e domenica 20 settembre. Questa la nuova composizione del girone A. Acregas, Canicattì, Castellammare, Casteltermini, Cussi Palermo, Folgore, Don Carlo Lauri, Marsala, Mazzara, Monreale, Nissa, Oratorio Santi Ciro e Giorgio, Parmonval, Profavara, San Cataldese e Unitas Sciacca. In extremis, infatti, sono stati depennati Cefaledium, Geracisicolo e Scordia per non avere ottemperato al termine perentorio delle ore 24 di venerdì scorso per il deposito della documentazione per l'accredito della prima rata delle tasse di iscrizione a partecipazione. Per loro si apre uno spiraglio nel rinvio di una settimana per il varo dei 4 gironi del campionato di promozione. Tramite il comitato regionale potrebbero chiedere il reintegro, ma in questa categoria pena l'obbligo di cominciare dai campionati inferiori. La stagione partirà con il turno inaugurale della Coppa Italia, andata il 6 e ritorno il 13 settembre, e che prevede i seguenti accoppiamenti eliminatori: Agregas Casertermini, Canicattì Pro Favara, Marsala Mazzara, Nissa San Cataldese.